Mi sono chiesto spesso cos'è davvero il coraggio, se insistere su questa strada sfidando la morte, oppure avere la forza e la lucidità per rinunciare a inseguire un sogno troppo grande e irraggiungibile. Non ho una risposta e non la voglio nemmeno trovare, semplicemente mi fermo qui, ma a testa alta. La sua meta personale stavolta non la raggiungerà, ancora troppo vicino quell'orrore, ancora troppo forti le conseguenze dell'incubo. Si era salvato per miracolo Aristide Barrault, giovane stella francese del rugby, da quella notte di paura al Bataclan, nella sua Parigi. Salvo ma gravemente ferito a un polmone e a un piede, nella stessa pioggia di proiettili e sangue che aveva visto morire Valeria Solesin. A Mogliano, dove giocava nella squadra cittadina, erano stati momenti di grande apprensione e paura, finché il 28enne era stato dichiarato fuori pericolo e poi con grande coraggio era tornato a giocare. Fino a quando, nell'ultima serata a cena con la squadra, ha comunicato la sua decisione e sul sito del team ha scritto una lettera aperta ai tifosi. Ho bisogno di continuare a curarmi nel corpo e nella testa. Sono stato in battaglia dal primo giorno, da quando mi sono svegliato più morto che vivo, scrive. Ho bisogno di tempo, ho lottato grazie all'aiuto e al sostegno che ho ricevuto, ma adesso qualcosa è cambiato. Ho 28 anni, il mio corpo è del poco distrutto. 2 mesi fa mi hanno diagnosticato ulteriori problemi causati dalle cure effettuate per tenermi in vita. 1 anno e 5 mesi di lotte e sacrifici, tanto tempo dedicato a raggiungere un obiettivo che significava tornare alla normalità, perse in pochi attimi di follia. Aristide lascia, ma promette di tornare forse ancora un giorno. Non ora. Ora è il tempo di fermarsi. La meta può aspettare. Il rugby mi ha salvato la vita, mi ha tenuto lontano anche dall'incubo della follia, però adesso sono arrivato al limite e non intendo più oltrepassarlo.